com'è è da terribile, parte? che ti annoda qua. Com'è da in parte? Ah, da Dio. Ma siamo solo noi due? Devi andare a sinistra per avere una traiettoria. Rimani in terza. Era meglio. Per non dover cambiare Cazzo! Fai fare un brutto rumore al cambio quando metti la terza. Mi sono accorto. Piano. Vedi che rischi di fare un dritto, non devi correre. Vai piano che non la conosci ancora. La macchina intendo, Sì, Ma siamo solo noi due? sì. Che palle! Prendilo. Lo prendi. Se ci riesci. Al di là del fatto che lui è abituato, io no. No, io ne so come te. Che c'hai i nostri stessi cavalli, meno peso Sì. e le slick. Che fanno tanto. Cazzo, quello che vuoi, ma fanno tanta differenza. Cazzo se fanno. Guarda come rimane in traiettoria lui. Noi andiamo in sbandata. Accelera. Stai incrociando le braccia. Ci sta aspettando? Ci sta aspettando? Probabile. Ha fatto crick di nuovo. Appena. Ma spennella un pochettino col retro. Togli l'acceleratore quando devi farla andare in sbandata. E una cosa, non incrociare le braccia, usa il braccio solo piuttosto. Non mettere la seconda, accelera, spalma, vedi? Spalma, gioca col gas. Adesso è che ho paura a averlo dietro, Fallo passare. tocca tenerlo d'occhio. Ho detto che adesso puoi andare in testa coda se non fai bene, Facciamo una provetta. No, ma comunque rientra. Sì, sì. Devi giocare col gas, giocarellare così, proprio pim pim pim. Hai visto che i cordoli aiutano? Ma no, ma ti A dico, volte. non so tu com'è in parte. È molto più brutto in parte che non guidare. Anzi, devo dire che ho più paura di te in autostrada che qui. Accelera. Sono sotto, vedi che Lo rientra. so. E anch'io ci finisco sotto, perché c'è poco margine. Ti devo dire, se ero con la mia, Ah, se eri con metà. la tua, qua ci davi dentro di brutto. sì, ci davo più di cattivo. Vedi Beh. che obbedisce come un cavallo di razza. Beh, sinceramente ero un po' più cattivo con le marche, stavo più basso di me. Che anche qua mollo tanto prima perché Fai bene, perché altrimenti mi fai paura. e non mi fido. Sono Però siamo più sicuro. bravi noi di quelli lì che sono volati fuori, secondo me. Saranno quelli con la trazione posteriore. Io sono sicuro che se ti metti e freni a 50 metri alla fine del rettilineo fai la curva come un grande. Però Piano che qui i cordoli sono alti mezzo metro, hai visto? Sono dei battussi. no, qualcosa mi dice che torniamo a fare un girettino anche domani sperando che non Ah sia sì, perché domani buttiamo via un po' di soldi ancora, dai. ne ho io. Guardalo là. Sì, ma ti dico anche qua, sono sempre sotto Ma puttana. almeno non ci sta doppiando. Quant'è che sono andati fuori? Qui bisogna imparare un attimino a gestirsi. Loro poi hanno avuto anche modo di... Loro hanno avuto modo anche di conoscere bene la pista, di sapere qual è la traiettoria
traiettoria migliore in quei casini e nel cavatappi là. Qua c'è da frenare bene. Perché finiamo sempre lì a sinistra noi. Braccia incrociate, no? Non hai grandi possibilità. Sento un stick quando entrano male le marce. Sarà il rumore del supporto del motore, non so. Spalma, va bene, va bene. Ma ti ho detto, sentita da in parte la macchina è tanto più brutto che non guidarla, almeno dal mio punto di vista, È che ha quel tratto lì che è così stretto che andrebbe quasi fatto il freno a mano. L'ultima curvettina a destra, quella è il gomitino qua. No, quella vicino ai box è una merda, che ci troviamo sempre chiusi. Al cavatoppino? Sì, è una merda. Vai lì e poi stringi la curva. No, così che non hai rapporto per dopo. Senti? Qua, vecchio. È fatto così. Chissà. Qua io di meglio non riesco mica a fare. Ci vuole il differenziale qua, che tenga la traiettoria con le ruote anteriori. Dimmi quando buttano fuori la bandiera, che io non so portare. No, che non mi faccia altri 2 o 3 giri tranquillamente. No, dai, arrivi a 160 al fondo Sì? lì. Sì. La si vede che io Credo sono più 160 di te. adesso. Che figata quando facciamo come Valentino con le ruote posteriori. E di là. Qua mi piacerebbe da morire venire con un Renato. Vedrai quando verremo col wifi cosa farai qua con la mia. Col wifi qui distruggeremo ruote. Mi piacerebbe tanto venire tipo con Renato, che lui sa guidare bene. Farla provare a lui. C'è una signora macchina. Guarda che quando fai a lungo così le distruggi senza tenere neanche la strada, devi riprenderla un pochettino. Forse vuole farsi raggiungere o sta decontaminando. Mi faccio gestarci. Che mi sorpassino a sinistra. Lo so. Brutto. Accelera. Però devi riprenderla anche, non come mi tiro in parte a farlo passare, lui mi si attacca al culo. Oltre a lasciarla andare, devi riprenderla, no? Altrimenti mi devasti le ruote senza neanche fare qualcosa di buono. Fallo passare.
Slick. La risposta. Vedi com'è facile fare un dritto? Sì, mi sono accorto. Guarda, comunque anche la sua ha un bel motorino, Sicuramente la conosce meglio, sa guidarla meglio e quello che vuoi. Però gli devi venire con la tua, non con la mia. aia, cannata di brutto. Quelli dell'assicurazione staranno cercando di telefonarmi adesso, sai? Per i 2G laterali. Bondi! Sì, siamo vivi. Adesso mandano un'ambulanza, secondo me. Però vedono che continuiamo a girare. Ma c'hai anche il controllo satellitare su dove sei? Sì. Boh. Vedono che sei in pista. No, non lo sanno perché sono in Germania. Va dritto, va dritto. Se no, per venire in pista, secondo me, è una gran bella Più andare via, sai che non ci sono più curve. una gran bella spesa, secondo me, per venire in pista. Treni cedono. Sarebbe il quello dell'Apex, sì, o della Buddy o quello che vuoi per abbassare il Il prossimo rettilineo, non andare così vicino, ho sentito cedere il freno. secondo me tirar giù 1500 giri il Tech vecchio, Ah sì, quello sì, aiuterebbe. perché guarda sono intorno sempre ai 4000, 4500, Lo so. comunque anche domani non so Domani saremo più bravi, dai. E poi 80 kg in meno aiutano sempre. poi è bello anche farsi un giro insieme e parlare. Ma sai, siamo dei novellini noi. Sì, ma quello seduto in parte che è più rilassato e guarda, ti dice anche dove cazzo fai gli errori, dove canni. Tu non devi incrociare le braccia. Piuttosto uso il braccio solo ma non incrociarle. Sì, comunque se intervenisse a 4000 sarebbe meglio. Ma la temperatura è minima, veramente. Cos'è? Il motore è un gelo. Ma tanto fuori fa freddo. Quando fai così però Lo so. devi spalmare un po' di più. Vedi che l'altro ci distrugge come slick. Gli discorsi. Ma tu quando fai così e insisti, no? Stai spalmando le ruote per tenerla sempre. Io continuo a girare la bandiera, non la vedo mai. Secondo me non c'è nessun altro, non ha voluto regalarci i giri. Sta ripresa è lunga, Vabbè, mi sembra di vedere che siamo qui da 14 minuti. Sai? 15 minuti adesso. Penso che vedremo la bandiera a scacchi adesso.